Ciao a tutti, oggi siamo sul lago del Corlo e andiamo a fare un percorso fino a un villaggio abbandonato, un borgo abbandonato che si chiama Fumegai, quindi affumicati, e che era stato costruito nel 1883 e verso gli anni 20 è stato abbandonato, l'ultima signora anziana se n'è andata negli anni 20, è stato brevemente recuperato da una comunità hippie all'inizio degli anni 70, infatti ci sono dei murales nelle case e poi è stato definitivamente abbandonato e da allora appunto è rimasto intatto. Ma come mai è stato abbandonato dagli hippie? Ma è stato abbandonato dagli hippie perché sembra che ci sia stato un suicidio, la polizia ha fatto una retata e gli hippie sono scappati. Ah, per questo. Sì, sì, sembra che ci sia stato un suicidio. Ma chi viveva sul borgo chi erano? Allora, il borgo era abitato da contadini e da artigiani che emigravano poi sempre o in Ma città facevano il o... carbone, mi sembra. Erano di carbonari. Ma sì, ci sono varie etimologie, alcuni dicono che facevano il carbone, altri che affumicati vuol dire semplicemente sporchi perché lavoravano, non lo so, a me non convince questa No, anche a me, etimologia, però sinceramente. guarda che bello il ponte. Sì, carino, eh. Dovrebbero esserci dei murales nelle case. Sì. Sì. Si vede che hanno il giardino piano. Ok, stiamo prendendo il sentiero che va su a Fumegai. Sentiero numero 7, anche se non è indicato qui, c'è Sì. indicato solo Fumegai, con un bel cuoricino sulla I. Ok, penso che siamo arrivati ormai Credo di sì, al questa dovrebbe borgo. essere la prima casa del paese, che Sì, dovrebbe essere aperta. aperta, tutte sono aperte mi sembra o no? Sì, dovrebbe esserci, bisogna stare attenti.
Proviamo a entrare. Ecco qua, Fumegai. Eh? C'è ancora la tendina qui in finestra. Cioè, guarda il pozzo. Guarda Bello. il pozzo con l'acqua dentro. Pazzesco. Qui è pericolo che crolli giù tutto, Dio. Permesso. Focolaio. Guarda che razza di roccia che è sul focolaio. Guarda questa stufa qui. Oh, scusa. Che bella. Sì, bella. Questa è quella funzionante. Questa è una piattaia. Oh, guarda che bei disegni. Non so se si vede, anzi sicuramente non si vedrà niente. Avevo letto che c'erano degli affreschi, cioè degli affreschi, Affreschi di murale. dei murales. Questi li hanno fatti i figli di fiori. Bellissima la fontana. Cosa c'è scritto? È detto una cosa grande. È detto una cosa grande. Fa caffè, signora, per cortesia. Hai visto che, hai visto che travi Fumegai? Sì. Cioè, hai capito che si chiama Fumegai? Altro che no. Quanto fumo che c'era qui. Mamma mia che nero, che carbone ho. Cioè, guarda che nero del carbone che c'è dentro. Guarda i travi. Cioè proprio il nome giusto gli hanno dato. Il nome giusto. Questa è una bella zona, questo è bello. Guarda. Hai visto che nero che è dentro? Cioè il nome proprio giusto gli hanno dato. Veramente. Qui non vado oltre. Perché è veramente pericoloso. Per carità. Oh. Vieni su. Qua se poi fermasse. Qui ci vivono. Qua ci vive qualcuno. Secondo me. Boh. Complimenti, bello. Guarda. È come un bivacco. Visto che ordine rispettano. Sì, ma guarda, vedi c'è il sale, c'è tutto, È venuto qualcuno a metterlo a posto allora, Sì, c'era un signore che ha detto a un ragazzo che ha sistemato almeno una casa. Sì, infatti questa è bella da vedere. Sì, l'ha sistemato, fatto bene. Infatti si vede che è sistemata questa qui.
Ravioli tricolori Sì, con burro, salvia e noci. La salvia gentilmente offerta dal paese di Fumegai. esatto, che abbiamo trovato là. Ok, adesso mangiamo e ci sentiamo più tardi. Buon appetito, ok? Palla forte. Bene, abbiamo finito il nostro giro, siamo tornati alla Rocca di Arsiè, che è solo una parte del paese che c'era in origine, perché il paese originario è stato sommerso. Qui c'è adesso un lago di origine artificiale, perché hanno fatto una diga per l'energia idroelettrica che è stata completata nel 1954, e prima c'era il torrente Cismon che scorreva. E dei 3.000 abitanti della valle, 2.500 se ne sono andati. Pensa a te. Sì. Insomma, come percorso, come ti è sembrato? Un punteggio, dai. Il percorso è stato bellino, ma Sì, niente di particolare. niente. 6. Io Sì, metterei un anche 6. meno, io metterei 5,5. Sì, non Fumegai, sì, ma insomma, dava anche di tristezza un po'. era molto triste il posto, sarà anche per il tempo che non abbiamo Sì, trovato forse il abbiamo trovato il sole, non lo tempo so, su, però sì. aveva un'aria un po' triste. I 3 ponti là mi sembra carini, dai, col lago. Sì, bello da vedere. Sì. Dopodiché c'è anche la salita sulla croce, che è Sì. piccola, però insomma Un bel bello. posto sopra. Bello, si vede un bel panorama. Bella panoramica proprio. Comunque niente, dai. Quindi ci vediamo alla prossima. Alla prossima.